Al Morugavi va in scena l'epilogo forse decisivo del girone C di prima categoria. Si affrontano Sampierdarese e Aurora. Già al sesto gli ospiti sono pericolosissimi con l'affondo di Busiacud, il cui cross viene graffiato da Pitaluga. Ancora gli ospiti con Rovettino che si costruisce l'occasione di destro, il sinistro lambisce la traversa. Ma 3 minuti dopo, a sorpresa, a passare sono invece i Lupi, con la conclusione di Ferraro che viene respinta in qualche modo da Langinotti, sulla testa però di Rizquai, che firma così il vantaggio dei padroni di casa che poco dopo protestano per un intervento di Marcone ai danni di Ferraro. Il signor Cucchiar della Spezia lascia proseguire. Turcano con un orizzontale assassino si fa intercettare la palla da Sadiki al 23esimo, che deposita in rete il 2-0 virtuale però, perché la signorina Sciutto rileva la posizione irregolare di Ferraro da inizio azione. Poco dopo la mezz'ora un'occasione macroscopica per gli arancioni con il sinistro di Ghirlanda, che però termina diversi metri oltre la traversa. Appuntamento del pareggio rimandato di solamente 6 minuti con la frustata aerea di Vottero che rende vano il volo di Pitaluga. La Sampierdarese non ci sta e appena 2 minuti dopo si riporta in vantaggio con una rete quasi fotocopia. Questa volta è Capitan Ferraro a far capitolare Langinotti. 3 minuti dopo il break decisivo con il sinistro su punizione telecomandata di Morani. Esecuzione fantastica con Langinotti che forse parte con qualche secondo di ritardo. Nella ripresa filmata e montata da Simone Maggi la prima occasione di marca ospite con Ghigeri, che viene però murato al momento decisivo da Pitaluga in uscita. Il break dei padroni di casa è firmato Capitan Ferraro, che si presenta a tu per tu con il portiere ospite, tenta il cucchiaio intercettato però dai guantoni di Langinotti. Sadki, quando i minuti sono 34, si divora in maniera incredibile la rete del 4-1. I minuti finali sono turbolenti con la Sampierdarese che termina addirittura in 9 uomini espulsi direttamente, prima Bona e poi nella mini rissa anche Capitan Ferraro. Benassi alla palla per riaprire last minute il match, non gli riesce, finisce 3-1 per la Sampierdarese, è un passo importantissimo. Con un 1-2 micidiale a fine primo tempo la Sampierdarese ha meglio sull'Aurora, è un passo forse decisivo verso la promozione, si attendono sviluppi in tema di ripescaggi.